lei c'ha di fianco Bossi, Fra Canzani del Veneto, Borghini, il sindaco del riformismo milanese. Tutti questi comuni, queste province, queste regioni del nord devono dare le dimissioni. Cosa deve fare Borghini? Siamo all'ingovernabilità di queste città. Cosa gli consiglia? Mi ha fatto un po' di domande assieme. Per quanto riguarda Borghini, penso che Milano sicuramente questo dato elettorale fa intravedere la necessità di andare ad elezioni nuove per avere un governo della città con un programma, un progetto di cambiamento e di sviluppo vero che può essere affrontato solo quando ci sono i numeri, e i numeri al di fuori della Lega in questo momento non ci sono, in città sono numeri molto risicati, tali da non consentire certamente un progetto che Milano si merita. Quindi come i palermitani anche lei chiede le elezioni anticipate a Milano? Io chiedo le elezioni anticipate, mi pare che i segnali che vengono dal corpo elettorale sono che non è possibile avere in Milano una maggioranza che sta in piedi e incollata con lo sputo, come si suole dire da noi. Quindi questo per Milano. Per quanto riguarda il Veneto, Fra Canzani sicuramente rappresenta un partito che ha perso molto nel Veneto in queste elezioni, la Democrazia Cristiana. I segnali venivano già negli scorsi mesi. Io ho attraversato il Veneto facendo una serie di comizi e vedevo una massa enorme di persone a questi comizi, quindi doveva avere un significato. Il significato era che si preparava la gente, questa volta aveva paura a non cambiare. Di solito la Democrazia Cristiana era specialista nel recuperare, grazie ad un conformismo che si era andato stabilizzando negli ultimi 40 anni, nell'ultima settimana. Questa volta la gente ha avuto paura evidentemente a non cambiare e ha cambiato alla fine in cabina elettorale. Quindi che poi non è solo il Veneto, adesso lei mi pare che la Lega sia estesa secondo un nostro progetto, un progetto che non ha investito in Lombardia. Abbiamo utilizzato la Lombardia per attirare gli avversari, le forze politiche avversarie, a tamponarci in Lombardia, dove hanno utilizzato un po' tutti i mezzi possibili, leciti e illeciti. Non dimentichiamo che domani stesso potrebbe essere interessante sapere se queste liste, se queste leghe false, fasulle ammesse dal Ministero dell'Interno, ad esempio, avevano le firme regolari per presentare le liste, perché molte di queste liste avevano firme false. Quindi nonostante il Ministero dell'Interno avesse organizzato, perché lì secondo me c'è una volontà. Ecco, ma mi scusi, quindi noi dobbiamo prevedere una catena di dimissioni, di elezioni anticipate, Io non so se è una catena di dimissioni, mi pare che è ovvio che un risultato di questo tipo politico abbia delle conseguenze a livello, una ricaduta a livello amministrativo. Può essere interessante, è l'Italia che piace a lei, è l'Italia che si immagina lei? Diciamo che è l'Italia delle macro regioni, lì vedo due macro regioni. Quindi da 3 siamo scesi a 2, prima erano 3. C'è una parte d'Italia già pronta ad entrare in Europa, che ha voglia, che vuole partecipare in prima persona alla creazione dell'Europa. E c'è una parte dell'Italia che per come è stato gestito lo sviluppo, o perlomeno per come è fallito lo sviluppo, sicuramente verrebbe penalizzata se entrasse in Europa, sbatterebbe contro le leggi anti-assistenzialismo e lì non si è fatta la politica. Quindi a lei piace quella cartina geografica? Questa è la fotografia della realtà italiana, di com'è economicamente, di com'è dal punto di vista dello sviluppo e adesso di com'è anche politicamente. Gerd Lerner, dobbiamo restare purtroppo anche con questi quesiti.